No, ma io non ci voglio credere, cioè, questi qua la scorsa volta in campionato, chissà, non hanno proprio imparato niente, niente hanno imparato, cioè, ma tutto a posto, cioè, Intercom 3-2, io intanto vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, aspettateci per caso, Batman napoletano. Allora, partiamo subito che prima di partire col video, sto tutto stanco, quindi se mi vedete durante il video che sono un poco, che faccio gli occhi così, che mano sugli occhi, oppure mo vedo un poco ammusciato, è perché sto stanco, sto morendo, non ci faccio più, non voglio cucare. Però, visto che vi voglio bene, ho deciso di portarvi il post partita dell'Inter. Quindi vi prego, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Fatelo per me e lasciate pure un bel commento. Così l'algoritmo mi fa andare pure via. Fa seguire un po', ok? Fatelo, fate questo piacere, non mi costa nulla. Vabbè, allora, Inter Como 3-2. Como che come la scorsa volta si fa rimontare di 3 gol, però l'altra volta si è fatto rimontare di 4 gol, la partita era finita 4-3 se non mi sbaglio, invece questa volta è finita 3-2 per l'Inter. E voglio, cioè, ma io voglio capire che magari ti fai fare il gol del 2-1, ti fai fare il gol del 2-2, ok, però come fai a farti rimontare? Voglio capire pure, dici mi distraggo un attimo, tanto sto vincendo e acchiappo quello del 2-1, però se io acchiappo il gol del 2-2 e poi acchiappo anche il 3-2, vuol dire che appena ci ho fatto il secondo gol nel secondo tempo, io con la testa non ci sono proprio stato per il resto della partita, ci stava buono. E ci chiusa la partita, ci come non volta, ci ho fatto 2 gol, ci ha girato 2 palloni. Posso stare tranquillo? No, perché quando meno te l'aspetti ti possono far male, ti può far male l'Inter, ma così per tutte le squadre. Se io all'improvviso vado a giocare a calcio in Serie A contro per esempio la, per esempio il Milan, per dire il Milan mi dà 2 palloni e poi vedo che il Milan con la testa non ci sta più, dico, oh, chi se si è distratto? Fammo fa quello del 1-2 e poi fammo fa pareggiare, poi fammo pure vincere se ci riesco. Però non si deve, perché questa è la mentalità che ha avuto il Como. Questa è stata pari pari all'andata, solo che all'andata i gol del Como sono stati, i 2 gol del Como sono stati fatti nel primo tempo, poi solo un gol è stato fatto nel secondo tempo, verso la fine se non sbaglio. Poi, mo però il Como ha segnato solo nel secondo tempo, no, ha segnato un gol nel primo tempo e poi nel secondo tempo, mi era scordato. Proprio questi occhi sono fortissimi quest'anno, vanno proprio forte, però tu devi cercare di non fare una figura di niente, ok? Che uno esterno, no? Ok, uno non tifoso del Como e dell'Inter, mo prendiamo me che sono tifoso del Napoli, oppure qualsiasi altro tifoso del Napoli, dice, oh, ma chi come sono scarso? Che poi è vero, quest'anno il Como non so che è successo, prima va bene, poi va male, poi non si sa che è successo, poi si imballano, poi no. Non si sa quello che sta facendo il Como quest'anno. Vabbè. Dall'esterno, tu tifoso del Napoli dici, veramente dici, wow, ma tutte le squadre che esistono si fanno rosse, parlano Real Madrid solo quando vedono Napoli. Perché è così, se vai a vedere
contro l'Inter fanno il Como ha fatto schifo con tutto, ma le uniche big che gli ha dato difficoltà sono la Juventus, che mi ricordo all'andata 2-0 a Como se non sbaglio, ha segnato tipo 2 volte Nico Paz, non mi vorrei sbagliare, a Napoli, quel 7-8 cioè sì, 7-8 in Coppa Italia e in campionato, quello 0-0 ci hanno veramente distrutto. Cioè, questi qua, tu dici che giocano bene, ma rovino, giocano bene. Cioè, questi giocano buono solo quando riescono al lavoro. Cioè, vabbè, io non posso spiegare. Vabbè, voglio, io vi saluto. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della partita. Io voglio, ci rimane. Ciao, voglio.